Pallone verso l'area, rimbalza pericolosamente la sforbiciata di Pastorella, pallone che si perde fuori. La battuta sul primo palo, la palla arriva e poi non riesce a correggere in rete Federico. Allora Cerniglia, Ferrara, lungo, Pucci con Matera che gli porta via la palla ma sbaglia a sua volta. Allora Mendola, sinistro rasoiato, pallone fuori dove c'è Matera, colpo di testa di Giuliano, poi Lucera col dribbling, Lucera, zona tiro, Lucera, sinistro, deviato, poi il gol di Pastorella che porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, 28-30, la firma, la prima in questo campionato per Totò Pastorella. Enrico finta il tiro, Lucera sovrappone la Vardera, la palla è per la Vardera, ingresso in area di la Vardera, la palla che entra in area, non la riesce a ribadire in rete nessuno. C'è la punizione per la Don Carlo, Lucera cerca il cuore dell'area, colpo di testa, fuori gioco, bandierina che si alza per Punzi, Corsino fa correre Santana per la corsa di Mustacciolo, il gol di Mustacciolo, gol pazzesco da parte del numero 27 dell'Athletic che pareggia subito dopo neanche 2 minuti e va ad esultare Vincenzo Mustacciolo. Finalmente batte con Mercante, questa volta gioca corto con Fricano, la battuta di Fricano, colpo di testa di Giuliano con palla che si perde di poco alta su Lucera, controllo, poi Lucera vince il rimpallo con Birardi, ancora Lucera, ingresso in area, Lucera ne dribbla 2, poi arriva in area, calcia deviato, Ragone sui piedi di Lavardera che prova a sterzare, serie di finta, ancora Lavardera, si defila, poi Federico, Romano cerca la conclusione, pallone alta sopra la traversa, ancora Angelo Caronia, serie di finta contro Federico, Fricano, palla direttamente dalle parti di Zummo che deve metterla in calcio d'angolo, Caronia va a puntare, Caronia 1 contro 1, raddoppiato, Caronia in qualche modo la tiene, poi l'appoggio per Consiglio, Consiglio la allarga, poi Pucci per la corsa di Corsino che riesce a metterla, si pensa a Caronia col tiro deviato e poi palla in calcio d'angolo dopo l'intervento di Ferrara. Lucera salta Pucci, ancora Lucera rimontato, riesce comunque a mettere questa palla in aria per Pace, Pace prova ad arrivare, Pace la calcia, Ragone in calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, batte Lucera, teso in mezzo, ha colpito il palo Lucera che poi ripropone questa palla in mezzo, colpo di testa di Mancuso ma era fuori gioco. C'è la rimessa verso l'area di rigore, palla che rimane lì, conclusione e palla messa in calcio d'angolo sul tentativo di Virzì. C'è Lucera sul pallone, fischia l'arbitro. Parte Lucera, il movimento di Ferrara che arriva, viene fermato con l'entrata, tutto regolare, va a recuperare la palla l'Athletic, il lancio a metter fuori Zummo, la rigioca Matera con la sponda, la palla che finisce fuori ed è finita anche la partita, finisce 1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo.